Pronto? 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 Ciao. Ma che domandino esiste ancora? Sì, non è volate sulla luna? No, finalmente sono tornata a casa. Dal vento che le ha gonfiato la fascia. No, sono rientrata a casa finalmente nella mia normalità. È finita. Però, ho visto, anch'io ho provato a chiamarti, poi gli ultimi 3 giorni ho avuto ci sono state le puntate, le dirette su Rai 1, quindi abbiamo lavorato tutto il giorno, le prove, non prove, quindi non ho avuto poi la sera... Italia? No, non sono stata eletta, meno male, da una parte no, sono contenta così, è stato carino, però era veramente un incubo, non si poteva uscire, eravamo super controllate, però vabbè, è andata bene. Ti sei portata a casa gli indirizzi? Qualcuno l'ho preso, però, no? non so se, sì, qualcuno c'è, ma non è che, forse, no, non ne ho presi molti, c'è 2 o 3 ragazze che secondo me erano interessanti, per il resto non ce n'erano di grandi fighe, sì, non ce n'erano, amore mio, ma cosa ti devo, se vuoi te ne porto a casa quanti ne vuoi, ma secondo me non ne valeva la pena. Poi ti faccio vedere le foto comunque. Senti, ma quando possiamo vederci? Posso venire a trovarti? Domenica. Va bene. Va bene, ti vengo... Stanno bene. Mi chiedono spesso di te. Tu come stai? Come avrei visto. Sì, ho detto qualcosa. Sono giù di morale. No, sono così. Ma dove sei adesso? Sei a Milano? A Roma, Ah, sei giù. A Roma, a battagliare, non ne posso più. Sei stanco, mamma mia. Va bene tesoro, finalmente ho saputo ci siamo sentiti. No, faccio ancora parte di... stata la finale? Ieri sera. Ieri sera io avevo lavorato. Rai 1, sei stato impegnato, infatti immagino. Ho visto le tue chiamate la sera, ma noi eravamo in studio già alle 7, eravamo pecchinate, truccate, poi abbiamo fatto le prove generali, c'era un sacco di cose da fare. Vedevo le tue chiamate, ma noi finivamo sempre alle 3 del mattino, e quindi è stato un po' così, però adesso sono un po' più tranquilla. Senti, quando ritorni a Milano? Prima di domenica non sei a Milano? Sabato sono a Taormina, giovedì sono a Bruxelles. Venerdì al Consiglio dei Ministri a Roma e quindi torno soltanto domenica. Domenica sei a casa. Domenica sono stato sempre in giro, non sono stato a Milano, sono stato a Roma. Ho preso qualche notizia di qua e di là. Va bene, dai. Allora ci sentiamo domani magari, nei prossimi giorni, va bene? Certo, sì, infatti prima ti ho chiamato, però si sta avvicinando. Ho sentito anche il tuo messaggio. Dai, va bene. Ti auguro una dolce notte, buonanotte. Un bacio grande. Ciao, ciao, ciao.